Secondo l'osservatorio regionale, in Veneto almeno il 40% delle aziende ha già ripreso l'attività, realtà più o meno piccole. Tra le grandi imprese di nuovo al lavoro la De Longhi, seppur a ranghi ridotti, con 70 lavoratori su base volontaria su un totale di 900 dipendenti. L'apertura contenuta parte una sola linea questa settimana, una linea a Nespresso con 70 unità, tenendo presente che comunque 3 settimane fa il magazzino e il prodotto finito con altre 30 unità aveva cominciato a lavorare e la settimana scorsa altre 45 persone del reparto stampaggio. Apertura che poggia su un protocollo sottoscritto tra le parti prima del lockdown. Già andava al 50% e avendo avuto la fortuna di lavorare, di avere stabilimenti in Cina, il protocollo con quell'esperienza, devo dire, sta andando a buon fine, quindi igienizzazione, mascherine, temperatura volontaria, distanziamento, addirittura con il plexiglass, postazione per postazione, quindi devo dire un buon lavoro, soprattutto sul fatto anche che sono volontari i ragazzi. Il 4 maggio si potrebbe ripartire, ma non con lo stesso organico, specifica Bianchin. Non sarà più come prima, quindi anche il layout sarà diverso, quindi la produzione 100 che avevamo prima, per far sì che tutti lavorino in sicurezza sarà 75, sarà 80, sarà 70, lo vedremo in corso d'opera indubbiamente. E questo è il pensiero che abbiamo noi all'interno, ma credo che sia anche il pensiero delle imprese. Speriamo che in altre aziende, conclude Bianchin, vengano adottati protocolli seri come quelli sottoscritti qui e in Electrolux. Intanto anche i lavoratori dello stabilimento De Longhi di Mignagola a fine turno appaiono soddisfatti per le misure adottate. Rispettiamo le distanze, tutto a posto, quindi è andata bene. È andata benissimo con la distanza, con vedere i tuoi colleghi di lavoro e poi io ho figli a casa 3. Mascherine a distanza, tutto a posto, tutto in regola, la mensa sempre a distanza, tutte a normale regola. È andata bene, ha mantenuto tutte le distanze di sicurezza, tutte le regole che c'è da mantenere. Stiamo cercando di sistemare per quando poi si ripartirà in maniera, diciamo, completa.